il volto della fermezza ieri in commissione sul non mollare rispetto alle sanzioni è stato rappresentato da Gianni Cadaldino, assessore alle partecipate, che è in collegamento con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Linea della fermezza mi sembra corretto, il comune in qualche modo, mettiamola così, non molla, e per chi non rispetterà le regole tra le imprese e tra i commercianti si arriverà anche alla chiusura? Sì, linea della fermezza, direi più la volontà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, e per raggiungere quegli obiettivi è chiaro che bisogna essere fermi nelle decisioni, perché tergiversare non può permettere a Taranto di raggiungere livelli di raccolta differenziata che sono quelli che tante città hanno già raggiunto, e noi siamo notevolmente in ritardo. Assessore, si aspetta un'altra levata di scudi da parte dei commercianti, o insomma il messaggio è chiaro, non farete un passo indietro? Noi non faremo passi indietro perché non stiamo punendo o cercando di contrastare i commercianti, anzi noi attiveremo tutte le azioni possibili affinché i commercianti vengano messi nelle condizioni migliori per fare la differenziata. Noi contrastiamo chi la differenziata non solo non la fa, ma non ha alcuna intenzione di farla. Com'è possibile che la grande partner della città, come la Marina Militare, nelle grandi basi militari, la differenziata non la faccia? Adesso la fanno. Ah, ok. Non la facevano allora. A farla. Okay. C'è stata un'interlocuzione importante, con grande disponibilità da parte dei comandanti dei vari enti della Marina, ma non solo della Marina, ci sono anche altri grandi enti civili. Non vorrei puntare il faro solo su questo. No, per esempio l'ospedale Santissima Annunziata mi sembra che sia l'altro, grande partner assente. Perché si è messo anche il registro, io devo ringraziare i dirigenti per questo, ma evidentemente c'era un'abitudine a raccogliere tutto, e quando l'azienda raccoglie tutto nessuno differenzia. Abbiamo dovuto lavorare su questo, comprendere che tipo di strumenti potevano essere utili a queste grandi utenze per poter differenziare al meglio, e pian piano stiamo raggiungendo il risultato. L'obiettivo, mi pare di capire, è quello del 35% entro la fine dell'anno? L'obiettivo è quello del 35% entro la fine dell'anno.